Inizio io, Andrea. Di cosa parliamo? Beh, tu lo sai. Salve e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Ecomondo 2023 dei Talk Ambiente di Assoambiente. Siamo ormai al terzo anno di questa iniziativa, un'iniziativa che sta riscuotendo un risultato molto importante dal punto di vista anche dell'ascolto e dei temi che vengono trattati, e quest'anno non saremo certamente di meno. Quest'anno avremo appuntamenti per quanto riguarda l'innovazione e la sostenibilità, per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione, soprattutto il tema importante e vissuto di questo famoso decreto sugli end of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione. Affronteremo il tema della gestione degli oli e il tema della ristorazione, anche legato alla gestione dei rifiuti residui dalla ristorazione. Avremo incontri sul contratto nazionale che Assoambiente sigla ormai dall'inizio della sua costituzione. Parleremo di Camstrade, come anche avremo un momento di incontro con l'associazione Amis su un tema cruciale, che è quello della revisione del regolamento sul transfrontaliero, che è attualmente in discussione a livello europeo e che porterà importanti ricadute anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti non riciclabili a livello nazionale. Avremo la presentazione del bilancio di sostenibilità di Baricalla e tanti altri appuntamenti che potrete trovare sul sito di Assoambiente, ma anche poi sui social che l'associazione diffonde quotidianamente, anche sugli appuntamenti appunto qui ad Ecomondo. 2 appuntamenti extra Ecomondo che vorrei ricordare. Il primo, il 21 novembre a Roma, con la presentazione dell'Italia che ricicla, dove forniremo quello che è il contesto delle imprese del riciclo oggi in Italia. E il secondo è ricordare che a breve partiranno anche le candidature, le raccolte di candidature per il premio Pimbi Green di Assoambiente, il fare italiano che vogliamo premiare ogni anno e che è arrivato alla 5ª edizione. Uno dei temi forse cruciali di questo Ecomondo è proprio quello della filiera dei tessili, al centro delle discussioni europee, al centro anche delle iniziative da parte del Ministero dell'Ambiente. Qui con me c'è Andrea Fluttero, che ringrazio per la presenza, e se ci puoi dedicare un po' di tempo proprio sul tema dei rifiuti tessili. Sì, grazie Elisabetta, lo faccio molto volentieri con il cappello di presidente di Unirau. Unirau, in ambito Assoambiente, da anni rappresenta la filiera della raccolta e della valorizzazione, quindi della selezione della cosiddetta frazione tessile dei rifiuti urbani. Parliamo quindi di prodotti tessili o prodotti di, diciamo, rifiuti di abbigliamento e accessori che escono dalle utenze domestiche, quindi chiariamo che non parliamo di rifiuti tessili speciali. I codici CER sono conosciuti, sono il 200110 e il 200111. In un caso parliamo di prodotti tessili domestici, quindi lenzuola, asciugamani, coperte. Nell'altro caso parliamo invece di abbigliamento diventato rifiuto, quindi abbigliamento e accessori. Questo ci fa capire che ci troviamo di fronte a un flusso di rifiuti abbastanza disomogeneo, perché soprattutto nell'abbigliamento e negli accessori possiamo trovare capi in tessile e altre finiture, calzature con la suola in gomma, in cuoio, in plastica, accessori in pelle, in corda, insomma la creatività Peraltro ben dei illustrato designer. nello stand che avete proprio qua vicino, un Grazie. bellissimo stand quest'anno proprio L'abbiamo sul fatto tessile. insieme ad Ariu, che è un'associazione che sta collaborando con noi per rappresentare al meglio la filiera. Perché abbiamo fatto questo sforzo insieme ad Assoambiente per avere uno stand e portare gli oggetti, i rifiuti, il risultato della selezione, per far conoscere quello che avviene dopo la raccolta classica nel cassonetto, in alcune regioni giallo, in altre bianche, in altre verde.
perché c'è ancora molta non conoscenza, ad esempio, della differenza che c'è tra rifiuto e dono. Una cosa è donare un capo di abbigliamento usato o una coperta, un'altra cosa è conferirlo come rifiuto. A nessuno di noi viene in mente quando porta un frigorifero in un ecocentro che lo sta donando, ma a quasi tutti viene in mente che quando mette un cappotto o un paio di pantaloni dentro un cassonetto lo stia donando. È sbagliato. Quindi abbiamo bisogno di far sapere questa differenza e di far sapere che esiste una filiera che a oggi e da molti anni gestisce le raccolte per conto dei comuni e le valorizza in assenza di ecocontributo, in assenza quindi di un sistema che la agevoli, ma solo con le risorse che si possono ricavare, che raccoglie e gestisce oltre 160.000 tonnellate anno. Non sono poche, se pensate che nel mondo dei RAEE, che ha un regime di EPR ormai da molti anni, nonostante gli sforzi, si faticano a superare le 300-350.000 tonnellate anno rispetto a un immesso sul mercato di 1 milione di tonnellate. Se dovessimo stare alla stima dei rifiuti tessili diciamo ipotizzati a livello europeo, dovremmo immaginare di avere un immesso sul mercato di 660.000 tonnellate anno. Beh, se fosse così, comunque noi ne raccogliamo e ne gestiamo 160.000, con una filiera che ha sicuramente dei punti deboli che noi conosciamo e che vorremmo, insieme a quelli che saranno chiamati a un regime di responsabilità estesa, ovvero i produttori, individuare, spiegare, illustrare, per far sì che le risorse che arriveranno in un futuro sistema di EPR siano indirizzate lì e non a duplicare il nostro lavoro e non a rifare quello che già facciamo noi. Questa è un po' la nostra preoccupazione. Su questo tema peraltro anche il Ministero, col Ministero siete molto, diciamo, in lavoro e in attenzione sul tema. Sì, guarda, va descritto lo scenario, credo che sia molto utile. Il tema è, a inizio anno il Ministero aveva prodotto una prima bozza di decreto, iniziata una consultazione con gli stakeholder e eravamo stati rinviati a fine primavera per avere una seconda bozza. Nel frattempo, il 4 luglio, è uscita è stata approvata una proposta di direttiva europea dalla Commissione, che adesso avvierà il suo iter di evoluzione normativa che si concluderà con il trilogo tra Consiglio, Commissione e Parlamento e produrrà una revisione della direttiva quadro europea sui rifiuti, all'interno della quale c'è un pezzo significativo che riguarda il tessile. Quindi le domande che ci poniamo tutti sono: che cosa facciamo? Aspettiamo che ci sia la direttiva europea che revisiona la direttiva quadro sui rifiuti e da lì produrremo un decreto nazionale e gli altri paesi produrranno decreti nazionali sui regimi di EPR e quindi verosimilmente saranno più omogenei? O vogliamo accelerare per essere non i primi, perché i francesi hanno un sistema di EPR da una decina d'anni e gli olandesi credo l'abbiano approvato poche settimane fa, quindi saremmo i terzi, ma a rischio di avere un decreto nazionale che chiederà alle aziende italiane che immettono sul mercato prodotti tessili con il loro brand di avere magari un decreto in Italia fatto in un modo, un altro in Spagna in un altro in Germania in un altro. Ed essendo che le aziende italiane del tessile sono molto forti a livello europeo, forse potrebbero avere da ridire su questo scenario. Quindi siamo di fronte a questa situazione. Potremmo nei prossimi mesi trovarci un'accelerazione nazionale che mette in cantiere e approva un decreto che istituisce un EPR, oppure attendere la fine del trilogo europeo e far discendere poi, sia in Italia che negli altri paesi, nei tempi concessi per la introduzione, per il recepimento a livello nazionale dalla direttiva, una bella serie di decreti un po' più omogenei. Forse dalle mie parole si capisce che tifo per questa seconda opzione, ma non sappiamo in questo momento quello che succederà. Certamente o prima o poi il sistema nazionale si troverà ad avere un decreto di EPR e quindi tutta una serie di scenari che cambieranno anche per le aziende
e per le cooperative che rappresentiamo come Unirao in ambito Assoambiente, che si occupano di raccogliere e di valorizzare la frazione tessile dei rifiuti urbani. Bisognerà vedere poi anche quanti di questi triloghi verranno portati a casa prima delle nuove elezioni, perché so che poi la Commissione a un certo punto chiuderà per lasciare spazio poi alla nuova campagna europea, quindi speriamo che questo sia uno dei casi che viene portato a Questo casa come risultato. scenario. Esatto. Nel merito, quello che va detto di questa filiera è che, se ci facciamo caso, tutte le filiere di raccolte differenziate sono finalizzate al riciclo, no? E tra l'altro c'è anche una grossa battaglia per difendere le eccellenze del riciclo italiane, e gli europei vorrebbero imporci il riuso. Nel caso del tessile è esattamente il contrario, cioè questa filiera è basata sul riuso, sulla preparazione per il riuso, quindi sulla valorizzazione in termini di riuso o di trasformazione non integrale del prodotto, cioè se un prodotto tessile non è possibile riusarlo integralmente, magari viene tagliato e diventa pezzame industriale, ma è sempre un riuso. È molto difficile il riciclo, e sarà possibile migliorare il riciclo quando sarà migliorato l'input, perché se posso usare un termine volgare, ma non volgarissimo, se si immettono sul mercato delle schifezze nuove è difficile chiedere a chi raccoglie e valorizza il fine vita di produrre da quelle schifezze delle materie prime pregiate, no? Quindi se andremo verso prodotti più qualitativi avremo la possibilità di aumentare il riciclo dopo aver riusato il più possibile. Perché non si può riciclare oggi? È molto semplice. Se io raccolgo lo scarto di una produzione o un lotto omogeneo, e probabilmente chi me lo dà, questo lotto, mi dà anche un certificato perché pochi mesi prima ha comprato quei lotti di stoffa da un fornitore che gli ha dato una certificazione che lì dentro non ci sono una serie di prodotti chimici oggi vietati. Ma se io riciclo quello che esce dal cassonetto, lo vedrete qui chi viene a visitare Ecomondo al B3 stand 113 di Unirao, potrà vedere la disomogeneità di quello che c'è dentro il cassonetto, ma non solo in termini qualitativi, ma anche di provenienza. Magari c'è un capo di abbigliamento che ha 10 anni, magari 10 anni fa quell'additivo era consentito in Europa, oggi non l'è più. Se io ottengo una fibra da quella fibra, non sono in grado di certificare che quella fibra, che è materia prima seconda, è priva di quegli additivi che oggi sono vietati. Ecco perché oggi questa filiera è basata principalmente sul riuso, sulla preparazione per il riuso, sulla trasformazione e pochissimo sul riciclo da fibra a fibra. Grazie. Questo peraltro mi lascia anche lo spazio per un altro aggiornamento, un'altra novità che Assoambiente ha preparato per questo Ecomondo. Oltre a questi momenti di conoscenza e di approfondimento su alcuni temi che sono fondamentali, perché penso che comunque, anche se sembra assurdo, ma molto del mondo dei rifiuti è ancora poco conosciuto. Basta vedere quello che hai citato sui RAEE, che non si riescono a raccogliere perché molti non sanno ancora riconoscere cosa sono i RAEE, o il mondo del tessile che tu ci hai appena raccontato. Ma c'è un altro aspetto che il senatore Fluttero, presidente Fluttero, ha appena accennato. Il mondo della raccolta differenziata, il mondo del riciclo, il mondo della nostra gestione dei rifiuti urbani, quelli che noi produciamo, ha anche un carattere, un elemento che viene spesso ignorato, che è quello degli scarti. Dalla raccolta differenziata abbiamo l'indifferenziato, dal riciclo abbiamo lo scarto, perché non tutto può andare poi a produrre materiale di qualità, perché ricordiamo che il riciclo serve per immettere sul mercato qualcosa che deve competere con le materie prime, non può essere di una qualità inferiore, altrimenti abbiamo già perso come riciclo. Quindi abbiamo scarti nella raccolta differenziata, abbiamo scarti dal riciclo stesso, e poi c'è l'indifferenziato. Queste quote di rifiuti, di frazioni negative, o come le vogliamo chiamare, spesso sono dimenticate. Non è un caso che nella gerarchia europea dopo il riciclo ci sia il recupero energetico. Esattamente. Cioè, non sarà mica un caso. Proprio su questo Assoambiente ha predisposto un approfondimento, uno studio quest'anno che verrà presentato nei prossimi giorni, proprio per cercare di valutare la quantità di questi scarti, quanto della pianificazione, della gestione dei rifiuti manca
perché proprio non viene considerato questo aspetto. Un aspetto fondamentale, perché se vogliamo puntare alla raccolta differenziata finalizzata al riciclo, dobbiamo anche ricordarci che l'economia circolare non può lasciare rifiuti per strada, quindi vanno conteggiate anche quelle frazioni che non possono essere riciclate, almeno per ora, poi non si sa la tecnologia cosa porterà, e dovremmo pensare anche ad altre forme che valorizzino per l'energia per quello che ancora è possibile e la messa in discarica per quello che non è possibile. Sono comunque elementi che fanno parte della gerarchia dei rifiuti. Ricordiamo che l'Europa ha inserito nella gerarchia anche questi due elementi, quindi non possiamo farne a meno, almeno per il momento, proprio per evitare di lasciare rifiuti per strada. Sul tessile, diciamo, forse a livello comunicativo vanno ancora approfonditi alcuni elementi, perché al di là dell'importanza per il PIL nazionale che ha questo settore, i numeri un po' li avevi accennati, siamo forse il leader a livello europeo, ma forse direi anche italiano su questo settore. Sì, tra l'altro, ricollegandomi a quello che dicevi prima, ci sono alcune leggende metropolitane nel mondo dei rifiuti, sono anche speculari e lontane tra di loro. La prima, la classica, è: ci fanno fare la raccolta differenziata, poi tanto finisce tutto insieme, no? E noi siamo impegnati come Assoambiente a far vedere gli impianti, perché si capisca che lo sforzo che viene richiesto di fare la raccolta differenziata alimenta impianti seri, industriali. L'altra leggenda, paradossalmente, è quella di chi dice l'economia circolare risolve tutti i problemi. Non c'è bisogno di altri impianti, cioè una volta che tu hai messo su l'economia circolare non hai più scarti. È un'altra leggenda, perché per quanta efficienza si possa fare, tu hai comunque, a seconda delle filiere, degli scarti, e questi scarti vanno valorizzati da un punto di vista energetico. Quindi questi due paradossi, queste due leggende metropolitane, noi cerchiamo di sfatarle proprio facendo vedere impianti e rendicontando le cosiddette frazioni negative filiera per filiera. Anche nel tessile domestico, tessile abbigliamento, lo vediamo nello stand che abbiamo qui, abbiamo proprio messo un cassone con diciamo l'elenco dettagliato delle percentuali che vengono fuori dopo aver sfruttato tutto il possibile. E in questo caso davvero si sfrutta tutto il possibile, perché nel caso della frazione tessile i selezionatori comprano i quantitativi dai raccoglitori, quindi non sono impianti a cui viene inviato materiale da smaltire, ma sono impianti che comprano per poter alimentare e vendere ai loro clienti. Dato che comprano e pagano, cercano di sfruttare tutto e di avere meno scarto possibile, ma comunque oscilliamo tra l'8 e il 10% di rifiuti tessili domestici che non sono in alcun modo né riutilizzabili integralmente né trasformabili in le solite cose, imbottiture, pezzame, pannelli fonoassorbente. Rimane un 8-10% che comunque lo devi smaltire, e quindi chi fa la pianificazione degli impianti per lo smaltimento o per la trasformazione energetica ne deve tener conto, come dicevi giustamente tu, Elisabetta. Il tema del tessile, abbiamo capito, sarà uno dei temi centrali di questo appuntamento in fiera, e ringrazio nuovamente il Presidente Fruttero per aver chiarito. Un primo passo è stato fatto per cercare di chiarire almeno questo settore. Certo, il mondo dei rifiuti, l'abbiamo visto con l'ultima revisione della direttiva quadro rifiuti, al tessile e un altro argomento al centro della revisione, che è lo scarto organico. Su questo vi ricordo l'appuntamento che avremo nei diversi talk anche con McDonald's, proprio contro lo spreco alimentare, con la gestione sostenibile di questi rifiuti organici. McDonald's si è fatta portavoce già da anni di economia circolare, di sistemi di raccolta differenziata, sta cercando di rendere più sostenibile anche gli spazi dove la stessa è ubicata, al fine di rendere, dare il proprio contributo per quello che riguarda questo nuovo modo di approcciarsi all'ambiente e alla sostenibilità. Quindi di fatto avremmo tutti e due i temi centrali della revisione della direttiva quadro: il tessile, grazie
alla tua presenza, e il tema dell'organico con la presenza poi di McDonald's durante i prossimi giorni. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, ripeto, potrete trovarli non solo sui social di Assoambiente, ma anche sul sito www.assoambiente.org, dove troverete tutti gli appuntamenti di questa settimana qui a Ecomondo. Non so se vuoi aggiungere un'ultima battuta. Gli impegni che hai qui nel corso di Ecomondo ti vedranno impegnato in altri convegni? Devo dire che sì, c'è un convegno domani mattina organizzato proprio da Assoambiente, da Unirao e quindi dal sottoscritto, è credo il terzo o quarto anno. Quest'anno è un convegno che è ulteriormente cresciuto di interesse, perché il tema è sempre più centrale e perché abbiamo messo intorno al tavolo i comuni, le multi-utility, i raccoglitori, i selezionatori, 2 dei nuovi consorzi che sono nati ma in attesa che ci sia il decreto, e la direttrice del Dipartimento Economia Circolare del Ministero dell'Ambiente, Silvia Grandi, e Mattia Pellegrini, che è il direttore della DG Ambiente a Bruxelles. Quindi abbiamo davvero tutti gli attori di questo settore e speriamo di fare una cosa utile, circuitando informazioni, conoscenze, punti di vista, per riuscire ad arrivare a un recepimento di direttiva, a una direttiva che ci faccia lavorare sempre meglio e sempre in modo più efficiente in questo settore. E soprattutto speriamo in un approccio che sia più pragmatico e meno diciamo di preconcetto, come spesso avviene in questo settore. Più pratico, e quindi abbiamo portato in Ecomondo proprio pezzi degli impianti, dal cassonetto fino a alcuni pezzi degli impianti dei selezionatori e i prodotti che ne escono, proprio perché spesso anche chi scrive i decreti sta in ufficio e fatica a venire a visitare gli impianti. Abbiamo provato a portare una rappresentazione di impianto qui in fiera, speriamo di fare una cosa utile per aumentare la conoscenza di questo settore. Serve, assolutamente. Io vi ricordo nuovamente gli appuntamenti qui in fiera per quanti sono qui presenti, e se no in diretta streaming per quanti invece vogliono seguirci sui nostri canali social. Vi ringrazio e ai prossimi appuntamenti con Assoambiente, i Talk Ambiente. Grazie. Grazie, arrivederci.